Sicuramente noi veniamo adesso dall'inaugurazione della nuova sede di Futuro Nazionale a Rovigo e c'era veramente un fiume di gente, tant'è che si sono dovute chiudere le strade proprio perché c'era tantissima gente che è arrivata per questa inaugurazione e come l'ha detto anche, come ha detto il generale anche a questa inaugurazione, nella regione che è tra le più produttive d'Italia, che è il motore pulsante dell'Italia e quella che produce anche gran parte del PIL italiano, cosa c'è di meglio che non incontrare le istanze degli imprenditori, quegli imprenditori che sono rimasti delusi dalle ultime esperienze di governo, perché ahimè la semplificazione che i cittadini si aspettavano non c'è stata, la semplificazione che le imprese si aspettavano non c'è stata, la possibilità di avere un regime fiscale più vantaggioso per le aziende e per le aziende che intendono investire non c'è stato, e quindi partire proprio dall'incontro con gli imprenditori, con le realtà produttive del nostro Veneto, penso sia il primo passo importante per chi si approccia a governare come centrodestra. Noi rappresentiamo la destra, rappresentiamo quella parte che vuole ascoltare il mondo produttivo, vuole ascoltare la gente, vuole ascoltare la gente che ha bisogno di sicurezza, e questo sarà il nostro mantra e ci vedrà sempre vicini alle imprese e vicini ai cittadini. Verrà annunciato anche qualche passaggio questa sera? Ci sarà qualcuno che entrerà in Futuro Nazionale? Ma ci sono tanti che si stanno adesso avvicinando al progetto, e per noi sicuramente è importante, perché chi viene da esperienze amministrative importanti come Marco, che ho qui dietro di me, Marco, che viene da esperienze amministrative importanti, sicuramente è benvenuto nel nostro movimento, anche perché per dare un contributo importante, come c'è anche Joe, come c'è anche Valdegamberi, persone che insomma hanno saputo dimostrare cosa vuol dire ascoltare la gente e portare le istanze della gente nei palazzi dove si deve decidere. Per noi è importante.